Benvenuti, oggi è sabato 29 marzo 2025. Il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 18.19, la luna si leva alle 5.43 e cala alle 18.37. Oggi si celebra San Secondo di Asti. Oggi, 29 marzo, si celebra la giornata mondiale del pianoforte, una ricorrenza che vuole celebrare lo strumento musicale più completo. Quando si dice pianoforte, gli amanti della musica e i frequentatori di sale da concerto pensano a Chopin o ai grandi compositori internazionali della storia. Eppure il pianoforte è uno strumento italiano inventato a Firenze intorno al 1700 da Bartolomeo Cristofori, noto liutaio dell'epoca. Terence Hill, icona della televisione italiana, celebra oggi il suo 86esimo compleanno. Nato Mario Girotti da madre tedesca, ha trascorso l'infanzia a Dresda, sopravvivendo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua carriera inizia casualmente quando viene notato dal regista Dino Risi durante un incontro di nuoto. La sua fama cresce con film come Il Gattopardo e i celebri western all'italiana. Lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, in coppia con Bud Spencer. È anche noto per il suo ruolo di Don Matteo nella serie TV omonima. Fabrizio Corona, noto come il re dei paparazzi, compie oggi 51 anni. Nato a Catania in una famiglia di giornalisti, è stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Famoso per aver creato scandali fotografici ricattando celebrità con immagini compromettenti. Sulle piattaforme social conduce la trasmissione Falsissimo, svelando presunti tradimenti e dettagli privati sulla vita di personaggi famosi come Chiara Ferragni e Fedez. Elena Sofia Ricci, attrice italiana, festeggia oggi 63 anni. Ha debuttato in teatro da giovane e al cinema con Arrivano i gatti. Ha ottenuto il successo con Impiegati di Pupi Avati, che le ha valso il Globo d'Oro come migliore attrice rivelazione. Ha vinto premi prestigiosi come il Ciak d'Oro, il David di Donatello e il Nastro d'Argento. È nota anche per il suo ruolo in I Cesaroni e come Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti. 29 marzo 1973, gli ultimi soldati americani lasciano il Vietnam, completando così il ritiro delle truppe dal suolo vietnamita. Finisce una sanguinosa guerra durata 15 anni, dove i morti sono stati oltre 900.000 tra i nord vietnamiti e 45.000 tra gli statunitensi. Come già sappiamo, una sana alimentazione è fondamentale per stare bene ed in salute nel nostro corpo. Ma sapevate che mangiare sano può addirittura modificare a nostro favore l'attività genica? Questo è quanto risultato da uno studio della Stanford Medicine che ha individuato le conseguenze dirette sulla regolazione dei geni di 2 sottoprodotti della digestione delle fibre, che non solo alterano in meglio la funzionalità genica, ma che alcune di queste alterazioni hanno proprietà antitumorali. Oltre alle proprietà antinfiammatorie che aiutano a mantenere integro e sano l'intestino, gli scienziati di Stanford hanno scoperto che propionato e butirato, in particolare, modulano l'espressione di geni che regolano la proliferazione e la differenziazione delle cellule, ricoprendo un ruolo importante nel tenere a bada la crescita cellulare incontrollata. Il nuovo studio ci fornisce quindi un valido motivo in più per incorporare le fibre nella dieta di tutti i giorni. Buon weekend ai 12. Oggi il fenomeno zodiacale più importante è la luna nuova che rinasce in Ariete. È una luna che rinasce proprio nel primo segno zodiacale, assolvendo pienamente al suo compito di luna nuova, un reinizio per tutti.
Vediamo un po' come si comporta nello zodiaco Ariete. E beh, siete proprio i protagonisti della giornata con questo novilunio. Sole e Luna sono congiunti e adesso si può ripartire verso una nuova realtà. Anche se tutti i dubbi, le consapevolezze, le certezze, gli amori e i sentimenti sono stati interiorizzati e metabolizzati, siete Ariete, sceglierete di procedere sotto l'egida di questa luna che vi ha fatto nuovi. Toro, una luna che si fa nuova proprio nel vostro inconscio, quindi qualcosa si chiarisce, qualcosa va meglio e poi vi sentite più leggeri, forti e pronti ad affrontare tutto. Per quello che riguarda i gemelli, questa formazione di luna nuova è quanto mai in toccasana, proprio perché accade nella casa delle affinità elettive. Le vostre intuizioni erano giuste, gli astri vi hanno dato ragione e adesso siete pronti a sfidare, a intrecciare nuove condizioni e situazioni in cui risulterete sempre brillanti e dinamici, nuovi amici che vi sorprendono in vista. Cancro, la luna, il vostro astro si fa nuova ed è proprio nel segno di quadratura dell'Ariete che si compie questa magia. Ebbene, forse avete bisogno di riflettere un po' su quello che comporta l'annoso storico divario tra amore e lavoro. Probabilmente dovrete fare delle scelte che non vi saranno molto congeniali, ma di cui riconoscete il valore in termini di dovere e di coerenza di portare avanti. Leone, una bellissima luna nuova di trigono, ottima per voi, siete spinti da nuovi stimoli, nuovi traguardi, nuove cose, quelle che volevate proprio per uscire dalla stasi che vi ha colpito ultimamente al lavoro e una volta dipanati i dubbi, finalmente ora, congiungendosi al vostro astro, anche il vostro intuito è perfettamente in linea con ciò che avete rilevato. Vergine, la luna si compie nuova, per voi accade tutto nella casa dei compromessi e di qualche problematica da risolvere. La buona notizia è che non è più in opposizione, quindi l'umore si fa di nuovo lucido e pronto alla reazione ideale per affrontare le responsabilità di questo momento. Bilancia, luna nuova d'opposizione si forma in Ariete, per cui si esige da voi una grande presenza di spirito e soprattutto una capacità autocritica notevole. Ultimamente forse avete dovuto cambiare qualche collaboratore o ridimensionare la fiducia che avevate in alcuni, perché i risultati parlano da sé. Occorre un po' una riorganizzazione del tutto. Scorpione, una luna nuova che per voi significa molto, è una luna che si compie nuova nella casa delle cose del quotidiano, della salute, dell'ordine, della routine. Vi state abituando a un nuovo stile di vita e ne siete ben contenti. Sagittario, giornata oggi molto particolare, una bellissima luna di trigono si fa nuova proprio nella casa dell'amore e finalmente i dubbi spariscono e di nuovo sarete intensi, passionali e convinti. Capricorno, un novilunio di quadratura per voi che vi fa riflettere molto sulle situazioni ambientali, qualche problema forse da risolvere in casa, una ristrutturazione o qualcosa che interviene in maniera significativa sull'ambiente di lavoro. Insomma, occorre rinnovare qualcosa. Acquario, molto amico questo novilunio che parla di comunicazione affettiva e finalmente di una dinamica in amore molto ma molto ben riuscita, godetevela tutta. Pesci, la giornata di oggi prevede un novilunio che vi dà la visione chiara delle cose e anche la restituzione di una responsabilità per il futuro che riguarderà voi come supervisori di qualcosa di veramente importante, compito che abbraccerete con molta perizia. Che il concerto abbia inizio. Il 29 marzo 1871 viene inaugurata la Royal Albert Hall di Londra, una sala di concerti da 7.000 posti. Alla cerimonia sono presenti la regina Vittoria e il figlio, il principe Edoardo VII, che pronuncerà il discorso di apertura. Darle la vuelta alla tortiglia.
è l'equivalente del nostro rovesciare la frittata ed è il modo in cui il popolo spagnolo si riferisce a situazioni che cambiano drasticamente, come una partita in cui il risultato si modifica un minuto prima della fine, cambiando completamente le sorti delle due squadre. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Luca Flores, pianista e compositore di talento, incide a Firenze Innocence. Questo album rappresenta il culmine di una vita dedicata al jazz e si rivela un commovente addio. 10 giorni dopo averlo completato, il 29 marzo 1995, Flores sceglie di porre fine alla sua esistenza. La profonda malinconia delle sue composizioni ha toccato il cuore di Walter Veltroni, noto politico e scrittore che ha trovato nell'arte di Flores l'ispirazione per un libro. Veltroni esplora non solo l'universo musicale di Flores, ma anche le ombre della sua vita, segnata fin dall'infanzia dalla tragica perdita della madre. Nonostante le difficoltà personali, Flores ha saputo mantenere la facciata, fino a quando il peso del suo dolore non è diventato insostenibile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi decide cosa è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Ed è con Alda Merini che concludiamo la puntata di oggi, come sempre ricca di curiosità e informazioni per iniziare questo sabato con tanta voglia di conoscere e scoprire. Ci vediamo domani e buona giornata dalla vostra Martina.